trovato una delle migliori squadre in assoluto, tutta l'eccellenza siciliana, per non dire quella italiana, quindi una squadra molto forte, sapevamo. Noi poi abbiamo retto tutto, abbiamo imbattato bene, insomma siamo stati in partita, poi non abbiamo saputo trovare la zampata vincente sul finale, va bene così, il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto, abbiamo visto che hanno raggiunto pure loro il massimo obiettivo di questa stagione, quindi va bene in questo modo, pensiamo poi alla ripresa dell'altra partita. Ci siamo salvati all'ultima giornata di campionato e questo è già un motivo di soddisfazione per voi. Naturalmente è stata facendo e ci siamo ritrovati un pochettino con l'organico ridotto, per infortuni, per situazioni particolari, quindi potevamo sicuramente come dire, affrontare questa parte di stagione in modo diverso, ma va bene perché chi è stato chiamato in causa ha fatto grandi cose, quindi va bene così. Ci servirà come dire, per l'ultima partita per chiudere in bellezza, un campionato davvero da ricordare, da incorniciare. Ci tenevo alla società, quindi abbiamo fatto un percorso importante insieme, siamo cresciuti insieme, io come uomo, come tecnico, la società come organizzazione, quindi guardiamo sempre in avanti per migliorarci, quindi questo qua è stato, come dire, per noi siamo un trampolino di lancio e non un punto d'arrivo, quindi abbiamo sempre visto in questo modo gli obiettivi che abbiamo raggiunto, quindi siamo partiti dalla prima categoria 4 anni fa, questa è l'eccellenza, è il secondo anno consecutivo, insomma. Tanta roba, tanti giovani, diciamo un lavoro davvero importante che ci soddisfa. Siamo al secondo anno dell'eccellenza e ci siamo salvati già con 4 giornate dalla fine e quindi quest'anno abbiamo alzato l'asticella, quindi con i pronostici che avevamo alla vigilia del campionato. Quindi va bene così, poi la partita di oggi, per carità, abbiamo incontrato la prima della classe, si sapeva comunque che sono un grande blasone, per cui meritano questa promozione in Serie D ed è giusto così.